Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in Calabria inaugura l'anno giudiziario. Lo Stato c'è, ha detto, l'aula bunker di Lamezia, realizzata in 5 mesi. Colpo nella notte a Cosenza, rapina con spaccate in un'armeria, pistole e fucili ritrovati in strada, perquisizioni nel quartiere San Vito dove è stata ritrovata l'auto usata dai malviventi. Il consigliere regionale Carlo Guccione denuncia il mancato utilizzo di 1 miliardo di euro per la sanità in Calabria, risorse che sarebbero state sufficienti per rivoluzionare il sistema sanitario. Presenza in aula al 50% e didattica digitale integrata per le famiglie che ne faranno richiesta e quanto prevede a partire dal prossimo 1 febbraio l'ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione Calabria, valida per le scuole superiori. L'appello lanciato dai punti ristoro ubicati nelle scuole in Calabria. I gestori si rivolgono alla Regione, aiutateci. In Calabria nasce la figura professionale dell'assistente familiare, si occuperà delle persone non autosufficienti. Punti pesanti a Chiavari per il Cosenza che rimonta l'Entella con i gol di Ghiozzi e Tremolada. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque è inaugurato l'anno giudiziario del distretto di Catanzaro. Il ministro della Giustizia Bonafede, che nell'aula bunker realizzata nell'aula industriale di Lamezia Terme, ha parlato di edilizia giudiziaria nel contesto del piano nazionale di ripresa e resilienza con lo stanziamento di quasi 500 milioni di euro e poi dell'attenzione rivolta dal Ministero alla realizzazione in 5 mesi dell'aula bunker per il maxi processo con la fondamentale collaborazione dei componenti della conferenza permanente del commissario Arcuri della Regione Calabria e dell'Agenzia del Demanio. Sentiamo. C'è il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri ad attendere il ministro Bonafede a Lamezia nell'aula bunker adibita per il maxi processo Rinascita Scott e scelta oggi per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 per il distretto di Catanzaro. Il ministro non ha rilasciato alcuna dichiarazione al suo arrivo. Ministro, possiamo fare le 2 battute? Una battuta veloce, Ministro. Una dichiarazione, grazie. Buongiorno, buon lavoro. Ma poi all'interno dell'aula, davanti a magistrati, procuratori, avvocati, forze dell'ordine, politici e religiosi, si è detto emozionato e grato perché nonostante la pandemia in tanti hanno lavorato affinché la giustizia non si fermasse. Partecipo oggi con emozione a questa solenne cerimonia nelle vesti di Ministro della Giustizia in carica per gli affari correnti e dunque, come ieri in Corte di Cassazione, mi atterrò all'esposizione generale dell'attività portata avanti dal Ministero nel 2020 e dei relativi dati oggettivi, esimendomi, per doveroso rispetto dei rapporti istituzionali, da qualsiasi considerazione di indirizzo politico. Poi si è soffermato sull'arrivo dei nuovi magistrati a Catanzaro, ma non solo, sulla nuova bozza all'esame del Parlamento e sull'attenzione rivolta dal Ministero della Giustizia alla realizzazione dell'aula bunker, dove da qualche settimana è iniziato il maxi processo di 'ndrangheta. E la particolare attenzione rivolta dal Ministero a questo tema è testimoniata anche dalla realizzazione in 5 mesi di quest'aula bunker, con la fondamentale collaborazione che mi onora dei componenti della conferenza permanente, degli uffici giudiziari, del commissario Arcuri, ma anche della Regione Calabria, dell'Agenzia del Demanio, che ringrazio. E voglio sottolineare, se ne parlava prima, quanto sia importante la sinergia delle istituzioni che vanno nella stessa direzione quando si deve raggiungere un ambizioso obiettivo. Cerimonia di inaugurazione anche a Reggio Calabria, il 2020 un anno segnato da fatti devastanti che hanno riguardato il mondo giudiziario. Le parole del Presidente della Corte d'Appello di Reggio, Luciano Gerardis, nel corso del suo intervento di oggi. La tecnologia al tempo del Covid arriva in soccorso anche per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto di Reggio Calabria. La relazione del Presidente della Corte d'Appello Luciano Gerardis è stato il momento iniziale sul quale poi si è innescato chiaramente un dibattito. Il magistrato ha lanciato nella immediatezza un dato incontrovertibile. Nonostante la pandemia, il settore giustizia ha risposto al massimo delle sue possibilità
attuali. Ottimi passi in avanti, ha spiegato l'alto magistrato, sono stati registrati nella lotta all''ndrangheta che infanga, ha detto, il territorio della nostra Calabria. Un impegno produttivo, quello degli uffici competenti, che è il risultato di un team che vede magistrati e personale di cancelleria lavorare insieme e in armonia. Relativamente al processo penale complessivamente inteso, prescindendo quindi dai processi di mafia, si è registrato proprio a causa della pandemia un arretrato che allarma ma non scoraggia. Per il civile non si può negare che permanga invece una situazione simile, se non uguale, agli anni precedenti. Ma c'è l'impegno del personale, ha dichiarato il presidente Gerardis, di recuperare il più possibile e in tempi solleciti. Adesso la cronaca, colpo nella notte a Cosenza, rapina con spaccati in un'armeria, pistole e fucili sono state ritrovate poi in strada, perquisizioni nel quartiere San Vito dove è stata ritrovata l'auto usata dai criminali. Assalto nella notte all'armeria di Piazza Loreto in pieno centro a Cosenza. I malviventi hanno sfondato la vetrina portando via fucili, pistole e munizioni. Avrebbero agito indisturbati, nessuno dei vicini, nonostante i rumori molesti, si sarebbe accorto di nulla. Non cambieremo mai, siamo un popolo di omertosi, così dice una persona molto vicina al proprietario del negozio in merito al furto subito. Durante la fuga, i malviventi hanno perso alcune pistole e fucili e sono rimasti a terra. Un passante li avrebbe raccolte pensando fossero giocattoli. Appurato che si trattava di armi, li ha consegnate alle forze dell'ordine. Anche su questo indagano i carabinieri di Cosenza insieme alla scientifica. Sul posto il titolare del negozio per quantificare il valore della refurtiva e l'esatto numero di armi che sono state rubate. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio e delle attività commerciali limitrofe. L'auto, una Fiat Stilo grigia utilizzata per sfondare la vetrina e per compiere il furto, è stata poi ritrovata nel quartiere di Serra Spiga. Intanto, nel corso della mattinata, polizia e carabinieri hanno perlustrato il quartiere di San Vito Alto e le campagne limitrofe. Gli agenti hanno svolto diverse perquisizioni nelle abitazioni, in alcune delle quali sono state ritrovate delle armi che però non farebbero parte del bottino. E adesso vediamo in sintesi, apriamo la pagina del Covid, vediamo come è andata oggi nelle ultime 24 ore, tanti tamponi e un numero di positivi stabile tendente al ribasso. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 487.876 soggetti, più 3.140 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 32.554, più 225 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 84, a Catanzaro 28, a Crotone 6, a Vibo Valentia 36, a Reggio Calabria 71, da altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 272 nei reparti di malattie infettive e 18 nelle terapie intensive. 3 vittime nelle ultime 24 ore, 588 in totale dall'inizio della pandemia. Bene, come vedete, numeri che hanno permesso adesso di modificare la situazione per quanto riguarda il colore della Calabria. Calabria che diventerà zona gialla, resta la zona rossa per quanto riguarda San Luca, prorogata, parleremo poi di un'ordinanza regionale da parte del Presidente facente funzioni Spirlì. Ci sono buone notizie che riguardano i vaccini, c'è il via libera ad AstraZeneca viene consigliato l'utilizzo dall'AIFA per le persone al di sotto dei 55 anni, da 18 a 55, è un consiglio, diciamo, sarebbe stato meglio probabilmente utilizzare un'altra formula, quindi una destinazione più chiara. Fatto sta che probabilmente potremo iniziare nel prossimo mese con una vaccinazione che si avvicini a una vaccinazione di massa, con l'arrivo appunto di Pfizer, Moderna, AstraZeneca e poi a partire probabilmente da aprile con Johnson, che necessita di una sola dose, una sola inoculazione ancora più semplice quindi. È questione di organizzazione, lo stanno facendo in Lombardia con l'utilizzo di medici di base, poi le farmacie, bisognerà estendere questa pratica anche nelle altre regioni, anche in Calabria, raggiungere la popolazione anziana. Ci sono delle proposte da parte di regioni come Liguria, Friuli Venezia Giulia, che hanno una popolazione abbastanza anziana, ma lo è anche la Calabria, vedremo i numeri nei prossimi giorni che chiariscono anche questo aspetto. Bisogna fare presto. Intanto vediamo le nuove disposizioni, cosa cambia con la zona gialla.
Da lunedì Calabria in giallo come gran parte dell'Italia. In zona arancione restano la provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nessuna regione in rosso, nessuna in bianco. Significa, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, che c'è un miglioramento nei dati sulla pandemia. Il colore del sole vuol dire maggiore libertà di movimento. In particolare sarà consentito circolare dalle 5 alle 22 nella stessa regione. Consentita inoltre una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, massimo 2 persone più figli minori di 14 anni. Sarà vietato circolare dalle 22 alle 5, spostarsi in altre regioni, mentre il rientro, come previsto dal DPCM, sarà sempre possibile. I centri commerciali resteranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, restano aperti all'interno farmacia, parafarmacie, presidi sanitari, negozi di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai. Per la scuola continua l'attività in presenza al 100% per le classi dell'infanzia, elementari e medie, per le superiori didattica in presenza alternata tra il 50 e 75% degli alunni. Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato. Riaprono bar e ristoranti dalle 5 alle 18, in sostanza si potrà tornare a fare colazione al bar, ma dalle 18 alle 22 permesso solo l'asporto di cibi e bevande da locali con cucina. Resta la consegna a domicilio senza limiti di orario. Riaprono musei e mostre da lunedì al venerdì nel rispetto delle misure anti-Covid. Restano chiuse infine palestre, piscine, teatri, cinema, aperti i centri sportivi, sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi, slot machine, anche in bar e tabaccherie. Aveva annunciato il presidente facente funzioni Spirlì un'ordinanza relativa alla scuola che dà la possibilità alle famiglie che lo ritengono opportuno di non far frequentare i propri figli la scuola in presenza e quindi di affidarsi alla DAD. È arrivata l'ordinanza, si riguarda le scuole superiori. Sentiamo in particolare cosa prevede. Presenza in aula al 50% e didattica digitale integrata per tutti gli studenti delle scuole superiori le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta. E quanto prevede, a partire dal prossimo 1 febbraio, l'ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, con la quale vengono fissate ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza Covid-19. Nell'ordinanza viene sottolineato come la ripresa in presenza delle attività scolastiche secondarie di secondo grado necessita di forte attenzione, prudenza e degli opportuni contingentamenti nell'ottica delle indicazioni nazionali circa la riduzione delle movimentazioni delle persone e del divieto di assembramento. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le istituzioni universitarie, è scritto nell'ordinanza, limitano la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca nei primi 30 giorni della ripresa di attività, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l'attività in presenza già individuate nelle specifiche ordinanze emergenziali. Alle istituzioni scolastiche in questione è raccomandata un'organizzazione che preveda la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista, la didattica integrata online in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula, la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta nell'ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso e uscita. Un'ordinanza che consenta alle famiglie di poter decidere secondo le proprie necessità se fare uscire o meno i ragazzi di casa, afferma Spirlì. È uno strumento democratico perché supera ogni possibile partigianeria. Vedremo un altro aspetto fra poco che riguarda la scuola, ma intanto la sanità con Carlo Guccione che denuncia il mancato utilizzo di risorse che sarebbero state fondamentali per la riforma, l'evoluzione del sistema sanitario. Il consigliere regionale Carlo Guccione denuncia il mancato utilizzo di 1 miliardo di euro per la sanità, risorse che sarebbero state sufficienti per rivoluzionare il sistema sanitario calabrese. In Calabria è possibile una rivoluzione nel settore sanitario. Basta spendere le risorse che noi abbiamo, non chiederne altre perché ne abbiamo a sufficienza. Sono circa 1 miliardo 756 milioni di euro che giacciono nei cassetti della Regione Calabria e che non sono stati spesi. Per fare che cosa? 5 nuovi ospedali, acquistare PET, TAC, risonanze magnetiche, angiografi, MOC per la salute dei cittadini calabresi, per realizzare 6 case della salute, per potenziare gli ospedali
di Catanzaro, di Lamezia, Crotone e Vibo. Tutto questo ancora non è stato realizzato, pur avendo le risorse necessarie. Allora bisogna accelerare la spesa attraverso un meccanismo che è stato già utilizzato per quanto riguarda la realizzazione del ponte di Genova, abbattere le attese burocratiche, nominare un commissario che nel giro di 2 anni possa realizzare tutto questo. Questo è quello che chiediamo al governo nazionale, anche nel momento in cui si discute della crisi, mettere questo punto all'ordine del giorno, perché questo significherebbe rivoluzionare il sistema sanitario calabrese e mettere nell'economia calabrese 1.756 milioni di euro che potrebbero rappresentare anche un forte incremento dell'occupazione e del lavoro. E a proposito delle scuole c'è l'appello da parte dei gestori dei punti ristoro alla Regione. Non lavoriamo più da 11 mesi, si rischia il fallimento per le nostre imprese. Avevamo sentito proprio all'apertura dell'anno scolastico le loro voci, ma la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata. Punti ristoro nelle scuole, problema dimenticato, i gestori lanciano l'appello a Spirlì. 41 punti di ristoro, 41 madri e padri di famiglia che non percepiscono reddito da ben 11 mesi, nel totale abbandono delle istituzioni, provincia di Cosenza e Regione Calabria. Noi abbiamo chiesto a gran forza un aiuto, perché non è colpa nostra chiaramente se siamo in queste condizioni. La Regione Calabria ci ha risposto attraverso l'assessor Rosso Marso con un bando che uscirà in questi giorni per un aiuto concreto. Peccato che questo aiuto concreto è vincolato al DURC. Che cos'è il DURC? Il DURC è un documento che attesta la regolarità dei pagamenti delle tasse per quanto riguarda le attività. Ma come si può essere regolari in questo periodo di pandemia? In questo periodo di chiusura, 11 mesi, come si può essere regolari con le tasse? Ma non lo si era neanche prima regolari, perché 8 attività su 10 in Italia, lo sappiamo benissimo, che non riescono più a pagare le tasse, non perché non vogliono, non perché siamo evasori, ma perché non c'è più la possibilità, vista l'elevata tassazione, di poterle pagare. Dunque noi chiediamo al Presidente Spirlì di rivedere questa situazione e di rivederla in fretta. E parliamo invece di turismo. Bene la sospensione della tassa regionale, ma è solo un piccolo passo per agenzie di viaggio e tour operator che dicono servono ulteriori misure anche da parte del governo centrale. Sospesa la tassa regionale 2021 per le agenzie di viaggio e imprese turistiche ricettive calabresi, una delibera che sarà approvata nel corso della prossima seduta della Giunta regionale lunedì 1 febbraio. Un primo passo, ma sottolineano le associazioni delle agenzie viaggi e tour operator, è una goccia nel mare. Assolutamente questa sospensione della tassa regionale per il nostro settore dà sicuramente un po' di ossigeno in questo momento particolare. Noi come categoria non ci fermeremo, questa tassa è una tassa che in alcune province arriva fino a circa 600 euro di costo, deve essere assolutamente, oltre che sospesa, definitivamente cancellata, come avviene nel 95% delle regioni italiane. Noi confidiamo con le istituzioni e con la Regione Calabria, abbiamo chiesto un tavolo di concertazione per portare avanti quel tavolo di crisi permanente che abbiamo stilato a marzo. Sicuramente attendiamo l'esito e andremo avanti affinché la Regione dia quel supporto alle imprese del nostro settore che al momento, rispetto a tutta la filiera economica nazionale, sono al 100% di calo di fatturato. Parliamo adesso di welfare, perché nasce anche in Calabria la figura dell'assistente familiare. La Regione riconosce il profilo professionale e formativo e l'assessore regionale Gallo dice è un passo storico. Nasce una nuova figura, quella dell'assistente familiare, che avrà un profilo professionale specifico, prendersi cura delle persone non autosufficienti, anziani e disabili, contribuendo a promuoverne l'autonomia. Bisognerà essere in possesso di un attestato professionale e gli elenchi saranno messi a disposizione nei centri provinciali per l'impiego. Lungo iter si sta per concludere e sarà definita attraverso l'iscrizione poi in un apposito albo che sarà messo a disposizione presso i centri per l'impiego
anche attraverso protocolli per la formazione, una figura che per la verità è attesa e che finora è affidata soltanto al passaparola. Per cui io ritengo che un buon percorso si sia fatto per legittimare e istituzionalizzare una figura importante nell'ambito delle mura domestiche, non solo per la cura della casa, ma anche per la cura della persona, prevedendo anche un profilo di assistenza che possa avere anche capacità minime dal punto di vista della cura sanitaria. Per cui un percorso giusto che noi abbiamo fatto insieme ad Acli Golf e insieme ad Acli di Provincia di Cosenza, che si sta, ripeto, per concludere attraverso una delibera di giunta e attraverso poi la previsione di tutti i protocolli necessari sia per la formazione che per l'iscrizione nei relativi albi che saranno poi a disposizione delle famiglie presso i centri per l'impiego. Adesso vediamo cosa è successo sulla statale 107 nei pressi di Spezzano, la Silana Crotonese. Il traffico è stato interdetto a mezzi pesanti e autobus. Una voragine si è aperta questa mattina sulla SS 107 Silana Crotonese nel tratto di competenza del comune di Spezzano della Sila. Dopo la segnalazione dal municipio sono partite le operazioni di messa in sicurezza. L'area è stata transennata, sul posto anche i tecnici dell'ANAS. Al di sotto della strada statale c'è un vecchio cunicolo, un vecchio tratto di rete idrico-fognaria. Abbiamo da subito allertato tutti gli enti competenti e stiamo già attivando subito attraverso una ditta specializzata l'inizio dei lavori immediati al fine di recare il minor disagio possibile alla circolazione stradale. Il tratto resterà parzialmente chiuso. Il traffico verrà interdetto ai mezzi pesanti, ai pullman temporaneamente, ed è stato per il traffico leggero. Abbiamo già approntato una deviazione attraverso un tratto di strada interna al centro abitato di Spezzano Sila. Ci sarà anche il supporto di operatori della protezione civile, della polizia municipale, insomma, per gestire la viabilità. Adesso un corso di formazione e di comunicazione a Rende, iniziativa dell'associazione AXA Assicurazioni. Si è da poco concluso il progetto formativo promosso dall'agenzia AXA di Cosenza, un percorso diviso in 5 moduli: tecniche di vendita, time management, body language, mindset digitale e front office, realizzati in 3 giornate. Parola d'ordine dell'intero progetto è formazione qualificata. Noi in effetti stiamo offrendo delle soluzioni ai bisogni dei clienti stessi. Facciamo della formazione sia professionale sui prodotti, quindi offriamo il corso IVAS propedeutico, e in più facciamo questo tipo di formazione. Sono 30 ore l'anno per mantenere l'iscrizione al registro degli intermediari, ma non è solamente un obbligo formativo fino a se stesso, ma è necessaria per poter svolgere l'attività in maniera sempre più professionale. I contenuti sono stati erogati dal dottor Luciano Ruggeri, personaggio di spicco del panorama comunicativo, con oltre 25 anni di esperienza come formatore, senior consultant, coach e personal voice trainer per aziende nazionali e internazionali, affiancato dalla brillante psicologa Francesca Peruzzi. Nel settore assicurativo in particolare la cosa molto importante qual è? Quella di far percepire che esistono dei rischi e che questi rischi hanno una probabilità, e se c'è un ruolo sociale che la compagnia assicurativa e diciamo coloro che operano in questo settore hanno, è far percepire che esiste una possibilità di togliere questo rischio, perché molto spesso si confonde l'imprevisto col rischio e allora il cliente si deve rendere conto che è di fronte a una scelta. Questa scelta è tenersi il rischio, quello economico, oppure affidarlo a chi lo può prendere. Mi occupo di benessere, viene chiamato adesso well-being, all'interno dell'azienda, che ti permettono di riuscire veramente a valorizzare quello che è il tuo lavoro e quello che è la missione dell'azienda per la quale lavori. Un viaggio fatto attraverso la scoperta dell'innovazione assicurativa, attraverso la comunicazione verbale e non verbale, per favorire il cliente affinché la comunicazione diventi informativa e si tramuti di conseguenza in fiducia. Le parole o sono abbracci o sono pallottole.
E adesso il calcio con il Cosenza, prima squadra calabrese di Serie B a scendere in campo. Lunedì toccherà alla Regina, è andata bene la Cosenza che ha vinto la sua terza partita fuori casa con l'Entella, partita vinta in rimonta dopo l'iniziale vantaggio dei liguri. La prima vittoria del 2021 in una gara strategicamente fondamentale, a poco più di 24 ore dalla chiusura del calciomercato e contro una diretta concorrente alla salvezza. Il Cosenza la spunta sull'Entella, ribaltando lo svantaggio maturato nel primo tempo. Esordio di Gerbo per Trotta, ci sarà spazio ai minuti finali. Ad ispirare Carretta e gli Ozzi c'è Luca Tremolada, ma è da un lancio di Ingrosso che nasce la prima occasione per i rossoblù. Carretta lavora un buon pallone, dialoga con l'ex Pordenone che vede e serve Davide Petrucci. La conclusione a metà tra un tiro e un cross non inquadra lo specchio. C'è un'altra occasione per il regista rossoblù, la respinta corta dalla difesa ligure gli regala la chance per una conclusione che finisce di poco a lato. Il buon approccio del Cosenza non spaventa i padroni di casa che si presentano davanti a Falcone con Brescianini. Il tiro è smorzato e non impensierisce l'estremo difensore rossoblù. Più insidioso il tiro di Capello che vale un calcio d'angolo trasformato in oro dalla squadra di Vivarini. La palla rimbalza in aria e Costa il più reattivo. Il tocco al volo non dà scampo e il vantaggio che l'Entella porterà negli spogliatoi, nonostante la grande occasione capitata a Carretta allo scadere, incredibilmente non inserita in sintesi da Infront, così come 2 gol annullati dall'arbitro Airoldi, uno per parte. Compito difficile per i lupi nella ripresa, quello di ribaltare la gara contro una squadra molto abbottonata, reso più semplice dall'estero di Tremolada che pesca Ettore Gliozzi, bravo a girare a rete di testa la palla del pareggio. Terzo gol per l'attaccante di Siderno e gara di nuovo in equilibrio, ma per poco. E l'incursione di Sciaudone che regala al Cosenza il primo rigore stagionale, anzi i primi 2, perché Airoldi chiede a Tremolada il replay scorgendo irregolarità in area, ma il risultato non cambia. Gol e 1-2 concretizzato. L'Entella ci prova a pressare il Cosenza che resiste senza particolari affanni, con l'aiuto di Cone, Schiavi, Trotta e in ultimo Ba. Rosso per Vivarini per proteste, punti d'oro per l'11 di Occhiuzzi che ritrova il successo e risale in classifica. Sappiamo il discorso che non stiamo riuscendo a vincere al San Vito, però bisogna vincere dappertutto, vincere in casa, fuori. Sulla partita, oggi questa partita è figlia della partita scorsa, cioè il primo tempo tirare i remi in barca a 20 minuti non mi piace. L'abbiamo fatto la scorsa partita, avevamo iniziato benissimo, quindi oggi ho spinto la squadra ad andare oltre, devono andare oltre. Per me si vince se si fa qualcosa in più dell'avversario e noi dobbiamo sempre cercare sia in fase di possesso e non possesso di fare qualcosa in più e quindi oggi siamo felici per questa vittoria e se mi permettete, adesso sto parlando di vittoria, io la squadra l'ho già fatta in campo, io e lo staff e comunque tutta la famiglia del Cosenza Calcio, la dedichiamo a Luca Bittante che tornerà sicuramente presto a giocare, quindi lunedì si opera e quindi siamo al suo fianco sempre. Dedica a Luca Bittante e adesso Bookmania, la nostra rubrica sui libri. La letteratura come terapia, le poesie che curano le ferite invisibili dell'anima è il caso del libro di cui oggi vi parliamo. L'autore si chiama Francesco Tassone con Le stagioni del cuore, versi che risvegliano emozioni e fanno vivere luoghi dimenticati. Bookmania vi lascia con l'autore e insieme a Piero Arena vi ringraziamo di seguirci in tanti. La stagione del cuore è un libro, è un libricino perché è una raccolta di 30 poesie scelte che sono un po' la sintesi dell'essenza del mio vivere, è una raccolta, è un estratto del frutto della vita. Di questi ultimi anni ho voluto inserire le poesie più significative, quelle che più di tutte raccontano il mio percorso di vita, le esperienze più particolari che mi hanno segnato, le relazioni significative, quegli aspetti così intimi e in qualche modo peculiari che lo sono talmente tanto che diventano universali. Ecco, questo libricino nasce con questo titolo, La stagione del cuore, perché è un tipo di libro che raccoglie poesie che parlano dal cuore e sono dirette al cuore di chi le legge. Lo scopo di queste poesie è toccare l'anima,
dare un senso al quotidiano e raccogliere piano piano ciò che insieme, mentre andiamo, possiamo davvero riconoscere come qualcosa che ci vuole pascere e che in modi diversi possa accendere attraverso questi versi il senso bello della vita, della poesia, che a volte salva la vita tua e anche la mia. Questo è il senso che questo libricino racchiude, è la poetica del cuore che apre a una nuova stagione dell'amore. Chiudiamo con le previsioni del tempo, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Correnti occidentali di origine atlantica determinano un nuovo deciso peggioramento del tempo sulle zone tirreniche. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nuvolosità diffusa su tutte le zone tirreniche interne con associate precipitazioni. Nevicate oltre 1300-1400 metri su Pollino e Sila. Nubi sparse con scarsa probabilità di fenomeni sulle zone ioniche. Temperature in diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani molto mosso il Mar Tirreno, mosso lo Ionio, venti moderati da ponente. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora buona serata e buon weekend.